Dove stiamo andando oggi? Non lo so. Allora, con questa bellissima giornata di sole ci siamo incamminati verso Caorle. Siamo quasi arrivati, però volevo comunque farvi vedere un attimino le campagne circostanti, che sono veramente carucce. Vabbè, abbiamo fatto un sacco di strada rognosa perché c'erano dei lavori sull'autostrada e quindi ci abbiamo messo veramente un bordello di tempo, però dai, speriamo che ne valga la pena, soprattutto speriamo che esca il sole domani. Cucù! E voilà, un'uscita molto elegante. Voilà! Ma ce l'hai le chiavi? Eccoci qua. Che dici, Guido? Dove siamo? Che bello! Boh, cos'è, un posteggio? Guarda che bello! Che bello, ci sono tutte le bici elettriche lì. Si fa il posteggio di Caorle? Ma ha un nome particolare, non mi ricordo più. Parcheggio Eco Sostenibile. Park. Ecosostenibile. Eco Park di via Gallini, mi sembra, l'ho scritto 100 volte sul navigatore. C'è una marea di camper. Mamma mia, mai visto una porta di vita. Qua probabilmente ci sono le biciclette elettriche da noleggiare. Vuoi vedere quanto costano? Sì, mi sembra di aver letto 3 euro di botto. Guarda che bella questa! Fighissima! E poi mi sembra 25 centesimi all'ora. Wow! È il regno del camper! Wow! Ma vuoi prendere la bicicletta? No. No, andiamo a piedi adesso, però mi piacerebbe domani magari bella lì, bella lì. Boh, direi che c'è il Giro d'Italia che è in arrivo. C'è molto rosa. C'è molto pink. Allora, ci addentriamo adesso in Calle delle Liburniche, che non so se si dica così, con tutti questi, non so cosa siano, Lampadari. cipirimerli che buttano giù, non lo so, non riesco a parlare, Guido, aiutami. Comunque, è bellissimo. A me sembrano dei lampadari, senza la Sì, lampadina. sono lavori di uncinetto o giù di lì, insomma, molto belli. Il centro è veramente carino, veramente molto carino, bellissimo, veramente. Caruccio, molto molto carino. I negozi sono molto carini, purtroppo, e temo che prima o poi entrerò. Ah, Guidi? Dici che entriamo da qualche parte? Forse no. Boh, dipende. Adesso non so più bene che cosa si veda. Dicono che anche il gelato è buonissimo qua. Ci starebbe. Chi è che lo dice? Boh, i blog. Ma quanta gente che c'è. Allora, avete visto il campeggio, ancora lo chiamo campeggio. Vabbè, l'area camper, che è una delle tante. Boh, il posteggio, però ci sono 200.
Ci sono 200.000 camper e Minchia, guarda veramente tantissima gente. quanti negozi. Ci fermiamo a Quanti bere. bar? Fermiamo a bere qualcosa. Certo. Giù di più e giù di là. Oh. Non lo so, c'è l'imbarazzo della... Poi alla fine andremo anche verso il mare, Ma è bellissimo! Veramente stupendo. Wow, si sono accesi i lampioni ora, i negozi sono tutti aperti. Beh, sembra quasi piena stagione. E siamo al 20 di maggio, Cioè, vabbè, è sabato, però... Allora Guido, tu non volevi partire, io neanche, in realtà pioveva oggi, giornata proprio super bigia. Sì, poi con la coda in tangenziale. No, in autostrada, mamma mia, c'eravamo proprio un po' abbattuti, però mamma mia. Però dai, ne valsa la pena. Sì, decisamente. Sì, questi dolci pensieri, e era molto buona, ma in realtà abbiamo visto che ce ne sono tantissimi. Guarda, anche là gelato, tutta la gente, anche qui Mister Gelato, cioè ce n'è già solo qui nel giro di, non so, 10 metri c'è Mister Gelato, il dolce pensieri, i dolci pensieri, e questo Europa Gelato Frappé, cioè è incredibile. Raffi, ma il porticciolo qua non l'hai ripreso? Ma che bel canaletto. Ma sono osservata? Rosa come il Giro d'Italia. Esatto, l'ho comprato apposta.
Cip cip. Eccoci qua. Ma questa è la stessa strada di ieri, la stessa ciclo pedonale di ieri, soltanto che è fatta di mattina e col sole. Un po' di vento, Sì, chi se ne non ci frega. lamentiamo. Vabbè, non si sentirà niente. Infatti. Però... Niente, questa è praticamente dal parcheggio dove siamo noi, ti porta ancora al centro di Caorle e alle spiagge, perché mare. saranno cos'è? 10 minuti, un quarto d'ora È un quarto d'ora buono. di passeggiata. Va bene. No, volevo dire una cosa. Sei antipatico. Ci sono dei murales molto carini lungo il canale che porta al centro, con tutti i pescherecci, ma sono proprio bellini, perché forse le casette non erano magari particolarmente belle. Hanno fatto questi murales che sono veramente carini, abbelliscono un po'. E allora l'attività, essendo domenica dei pescherecci, è abbastanza tranquilla, però c'è qualche pescatore, l'abbiamo visto il rientro già dalla mattinata. La giornata è splendida, sicuramente se hai una bici è ancora più comodo. Noi non le abbiamo prese perché alla fine avevamo deciso di partire proprio all'ultimo momento ieri e pioveva, quindi ci è venuto, come dire, ci è mancato lo spirito di prenderle su. Però anche camminare ci abbiamo messo veramente, a ragione Guido, dal parcheggio al centro sono tipo 10 minuti, un quarto d'ora massima, neanche. E più che altro per muoversi un po' tra le spiagge. Adesso tentiamo di andare alla spiaggia di Levante, perché ci sono 2 spiagge e invece proprio dove c'è il centro ci sono degli scogli, però ci sono giù i lettini degli alberghi limitrofi, quindi però sicuramente sono meno belli. Vabbè, ma anche nel centro c'è la spiaggia. Sì, ci sono un paio di spiagge, però poi ci sono questi scogli in mezzo, penso, tra la spiaggia di Levante e quella di Ponente. Così avevo letto, poi non è un territorio che conosco e quindi ce lo andiamo a esplorare insieme. Basta. C'è il mercato comunale. Ieri sera c'era musica veneziana, ciao, proprio qua. Un sacco di movida, come avrete visto nei video di ieri sera. E come vedete ci sono delle direct lines, dei traghettini che collegano Caorle a Venezia e dicono che è molto bella anche la gita nella laguna, sempre con un traghettino che parte da qui, dal centro, e quindi si possono fare veramente tante cose e noi ce ne andiamo a scoprire una per volta. No, adesso ce ne andiamo a scoprire una spiaggia. Sì, Guido è in astinenza da spiaggia e soprattutto era in astinenza da granita, che sono anni che cerca. Ieri una prima granita della stagione. Quando arriviamo in gelateria lui vuole la granita, non c'è quasi mai. E invece ieri era felicissimo perché ha trovato la granita. Esatto. Era buona? Molto. Molto. Molto buona. Molto buona. Eccola qua, la spiaggia di cui vi parlavamo prima. Molti di voi probabilmente già la conoscono, però è sempre bello la prima volta che vai in un posto, esplorare, scoprire,
Oppure possiamo chiedere, eccolo là, giornaliero 24. Carissimo, quanto costa? 18 mezzo. 18 mezzo. Per due. C'è un Quasi quasi. Visto che è la prima giornata, ti dispiace se ti riprendiamo? Così stiamo facendo qualche video. Perfetto, dai. Ci buttiamo? Sì, per me va bene. Volete il più vicino al mare che ho? Sarebbe carino, no? Se ce l'hai, volentieri. Una volta che lo vediamo il mare. Sei felice che sei al mare? Sì, Ieri non eri tanto felice. Ah, che comincia. Con la solfa. Tacca la zuppa, Guarda tacca la là, zuppa. quanta sabbia. Guarda la Che sabbia. tempesta di sabbia. Wow. Sì. Speriamo che cali un po' sto vento perché rompe un po', né? Dà un po' fastidio. Qui c'è un bel gruppone di Boy Scouts. Gli scout, e questo è il bici che mi fanno troppo ridere. Fanno molto vacanza. Sì. Non so se l'ho detto qui, lo dico, qui lo ripeto, ieri c'erano 13 gradi, penso di averlo già detto 18 volte. Che gioia vedere la gente in costume e mettersi in costume, a parte la prova costume, diciamo non proprio brillante a Guido, però che meraviglia, una chiesa proprio sul mare. È uscita tanta gente, ci sarà stata la messa? Probabilmente no, boh, magari una visita guidata. Eccola qua. Non dire parolacce, per favore. Va bene. Accidentolina. Ecco, così mi piace. Una cosa che dice sempre, accidentolina. Stupende le passeggiate che hanno creato qua al mare. Perché c'è qui ci sono le famose sculture sugli scogli. Che bello, c'è una signora che si è proprio seduta lì. È seduta sul trono. Ce ne sono diverse. C'è la guida che fa. Sì, è un gruppo, sì. Ce ne sono tante. E è bello perché oltre agli scogli, a questa zona con gli scogli, che è comunque molto ampia per la passeggiata, c'è questa anche un po' sopraelevata. È veramente, mamma mia, vivibilissimo questo posto, eh?
questa è la playa, c'è tutta, è larghissima e c'è tutta una zona che hanno spianato, non lo so, arato, che cavolo, non so, che è terra un po' più fredda, insomma sabbia un po' più, stamattina era proprio bagnata e piena di insetti ed è più scura perché appunto l'hanno smossa. E niente, volevo farvi vedere il mare com'è, come previsto. È bello torbido con queste belle alghettine così, schiumine. Vabbè, è quello che è, non è certo la Sardegna, però la gente si sta divertendo ed è la cosa più importante. Qui ho fatto anche il bagno, io non ci penso minimamente perché è freschina. L'acqua qui è quasi bella, raga, ma che bella, trasparente, mamma mia, molto più carina qua. Tramonto sul mare, o sul canale più che sul mare. La conclusione della giornata intensa ma bella, dai. Ciao Raffi. Eccoci qua lunedì mattina. Non c'è pochissima gente rispetto al weekend, anche presto, saranno le 9 penso adesso. Che ore saranno adesso, Raffi? Non lo saranno le 9? Può essere. È 8:43. Sì, anche presto, però non è giusto. È irriconoscibile da ieri. Mamma mia. Buongiorno. Questa qui è la spiaggia, la prima spiaggia che abbiamo visto quando siamo arrivati di sera, che però di giorno ha un aspetto completamente diverso. Sembra un altro posto. Che quando siamo venuti la sera ci ha mangiato le zanzare. Beh, anche a me stamattina però. Sì. Però ce n'erano tantissime. Adesso forse una che girava così spaesata. Andiamo a vedere un po' questa camminata. Sì. Beh, presto. Che bello. Vabbè, sono quasi le 9. Beh, ieri mattina alle 9 c'era molta più gente. E voilà. La spiaggia qui è molto più, cioè è grande comunque, però è molto più stretta rispetto all'altra spiaggia, quella di Levante. Questa passeggiata proprio sul mare è spaziale e a destra ci sono tutti quanti gli alberghi, appartamenti, ma prevalentemente alberghi, l'Austria, vabbè, qui gli austriaci non mancano, e c'è questo camminamento, credo solo pedonale, però ho visto delle bici che passavano prima, ma credo in maniera abusiva. E insomma locali proprio sul mare / hotel appena dietro, però rispetto per esempio alla Romagna, che ci sono a volte gli stradoni proprio a fianco alle spiagge perché le spiagge sono molto larghe, qui sostanzialmente la spiaggia è attaccata alla città, è un tutt'uno. E qui Alanis Morissette in concerto, che belli questi alberghi, veramente. Ah no, questo è un ristorante. No, è proprio carino. Ah? Che dici? Com'è stata questa esperienza? Ma sì, no, carina, nel senso che poi abbiamo trovato anche giorni belli, a parte estate oggi. Sabato quando siamo arrivati che piovigginava, ma neanche tanto. Un po', ma la sera non pioveva già più. Poi niente, ieri ci siamo venuti tutto il giorno in spiaggia praticamente e adesso le ultime ore sulla passeggiata. Sulla passeggiata perché siamo tutti un po' scottati, no, perché almeno io ho messo la crema, se no ciao, non ero qui a raccontarla. Ho la pelle chiarissima e mi ustiona subito se non mi
non mi proteggo, però comunque insomma prima esposizione al sole la pelle un pochettino ne risente ovviamente. Quindi abbiamo optato per una passeggiata nel lato della città e della spiaggia che non conosciamo. Devo dire che per essere neanche le 9 fa un caldo bestiale. Eccoci qua a guardare la raccolta differenziata in spiaggia col trattore. Raccolgono i sacchi di plastica che lasciano proprio là in fondo o vabbè ai bagni. Comunque la raccolta differenziata c'è in tutta la città tranne nel parcheggio dove siamo noi, dove purtroppo mettono dei sacchi neri indifferenziati per tutti i rifiuti ed è un peccato enorme veramente. Infatti noi ce la portiamo a casa, cioè tranne l'indifferenziata il resto lo portiamo a casa, lo differenziamo a casa. Allora no, un'altra cosa che abbiamo notato è che in questi sacchi enormi c'è gente che è stata lì come noi un weekend, aveva dei sacchi enormi, poi abbiamo visto che c'era dentro di tutto, ma compresi i piatti di plastica, magari sono anche diciamo riciclabili, però voglio dire non lo so, cioè non riusciamo a uscire da questa mentalità dell'usa e getta. Il problema non è neanche proprio troppo quanto si differenzia la spazzatura, ma anche quanto la si produce. E noi siamo i primi, perché adesso non è che voglio fare la santa, cioè abbiamo bevuto una bottiglia d'acqua, però d'altronde Però anche questa della plastica sì, la si può differenziare, si dovrebbe comunque evitare, però se il bar ha solo questa, noi questa prendiamo, cioè proprio alla base, alla fonte, che bisognerebbe, come dire, andare oltre questa produzione di plastica eccessiva, perché comunque finché tu continui a venderla la gente la compra, è inutile, e quindi da qui non ci si scappa. E questa è la spiaggia di Ponente, molto diversa da quella di Levante di ieri. Ci sono questi pontili, scogli, insomma questi frangionde, non so, abbastanza frequenti tra una spiaggia e l'altra, e ci sono tantissime conchiglie. Comunque in fondo dall'altra parte, alla fine della spiaggia dove eravamo ieri, c'è Bibione, però prima della cittadina, della città, c'è una grandissima riserva naturale, e anche quella, e c'è anche un'area camper limitrofa. Invece di qua c'è Eraclea. Sì, Eraclea Mare, fa anche le tisane. No scherzo, poi c'era una marca di tisane, mi sembra Eraclea, ho detto una cavolata sicuramente di nuovo. Oggi è la giornata nazionale delle cavolate di Raffi. Peccato tornare a casa, Guido. Ancora un paio di giorni, me li facevo volentieri, vabbè, non ce li abbiamo. E boh.
Puerto Escondido? Dove siamo, Guido? Puerto Garibaldi? No, ferito. Abbiamo detto insieme. Porto Gruaro. Porta chi vuoi. Porta Portese. Porto un amico. Porta Portese. Chi è un amico? Chi trova un amico? Chi trova un amico, Guido? Trova? Trova un cigno. Ustish, sembra un po' spennacchiato. Sulla destra. Cosa fa? Uè! Vieni su che ti faccio una foto con la moti. Ecco, dove siamo quindi? A Porto Santa? Margherita. Eccolo che no, è ritornato giù. Ci sono tantissimi cigni. Si vede che l'ecosistema è molto favorevole e tantissimi pescatori laggiù. La cosa incredibile è che Caorle prosegue oltre il fiume. Di nuovo, come si chiama questo fiume, Guido? Lisenza. Ok. E adesso siamo arrivati qua, ovviamente a piedi. E proprio poco più avanti c'è anche un campeggio proprio sulla spiaggia. La spiaggia è diventata di nuovo grande qua e è cambiato un po' lo scenario, perché il fiume chiaramente cambia un po' tutto. Ecco qui un altro pescatore all'opera. Non so cosa peschino qua, però Pesci forse. Beh, ci sono anche le cozze, le vongole, i pescherecci tireranno su quella roba lì, no? Anche laggiù ci sono delle belle casette colorate e l'immancabile Chiringuito della playa. Siamo ripartiti, ne Guidi? Si torna a casa. Si torna a casa. Per il momento abbiamo scelto di fare la strada normale e poi quando siamo stanchi ci buttiamo in autostrada magari, perché con la strada normale da qui a casa nostra sono circa 4 ore e invece con l'autostrada in teoria 2 ore e mezza, ma siccome all'andata abbiamo fatto tipo 40 minuti di coda, a questo punto tanto vale. Vabbè, vediamo, perché a volte è più rilassante guidare nelle stradine così che non in autostrada col traffico. Mi raccomando, se siete giunti alla fine del video, quindi siete, a parte che siete degli eroi, Ah sì, ma Dupal. se avete visto tutto il video, praticamente, beh dai, a questo punto mettete un mi piace, condividete e iscrivetevi al canale. Please. Ci piacerebbe molto fare i blogger sul serio per la vita, non sarebbe male. Comunque niente, Guido ha giocato al Super Enalotto, teniamo le crociate, siamo che ci riusciamo anche senza i mi piace, però se ci sono ci fanno un sacco piacere, anche solo perché condividete con noi questa avventura del camper gufetto. Ecco qua. Grazie ancora per essere stati con noi e a prestissimo al prossimo viaggetto! Ciao. Abbiamo tante sorprese per voi prossimamente sullo stesso canale. Ciao!